Ed eccoci cari telespettatori arrivati a un'altra parte molto interessante. C'è una ricorrenza che è stata stabilita con legge, la legge 159 del 2005, ovvero è indetta la festa dei nonni 2 ottobre. Penso che lo sappiate, chi non lo sa lo conosce adesso, ed è l'occasione per approfondire il ruolo molto importante, ma anche le problematiche, le dinamiche che devono affrontare i nonni nei confronti dei nipoti, ma anche il rapporto che si va a instaurare con i figli. Ha organizzato un sondaggio, una ricerca anche molto approfondita, una terza edizione, l'FNP CISL e del Veneto in modo particolare. Noi abbiamo anche dei dati importanti per parlare di questo, che è un po' lo spunto e l'occasione per fare delle riflessioni, quindi richiede anche la vostra attenzione, a prescindere che nonni siate o non ancora, perché insomma l'auspicio è sempre che prima o poi uno lo possa diventare. Abbiamo Ivano Cavallin, che è segretario regionale dell'FNP CISL del Veneto. Ben ritrovato, segretario. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Allora, a me incuriosisce, ai nostri telespettatori può incuriosire molto questa indagine che avete fatto. Ha coinvolto un parterre significativo di persone anziane, non necessariamente tanto anziane, perché in realtà la fascia di età della maggior parte, vedo qui 52,5%, era tra i 60 e i 69 anni, però dopo cresciamo via via. Lei stesso è un nonno, e quindi un nonno abbastanza giovane, che è stato comunque coinvolto. Perché fare questa ricerca? Che cosa è stata la leva motivazionale? Partiamo da una considerazione. Di nonni tutti parlano, tutti li portano come esempio di quello che può essere il sostegno che viene riconosciuto, però un approfondimento anche sulle tematiche e sul ruolo che questi nonni svolgono all'interno della famiglia non è una cosa molto comune. C'è chi lo ha portato come è stato nella festa, come un momento significativo di ringraziamento, c'è chi invece come noi che vogliamo invece approfondire, capirne il valore, ma capirne anche le problematicità, capire anche che un nonno dedica del tempo, che potrebbe naturalmente fare, magari anche dedicare ad altro, lo dedica con passione, con altruismo, però dedica anche, oltre al tempo, dedica anche una forma educativa. Dà al nipote all'interno della sua dell'azione di fare il nonno, cerca di dare un modello. Ecco, questo secondo me merita di essere valorizzato, perché all'interno di una società che si arricchisce con tanti modelli, alcuni positivi, alcuni forse un po' meno, l'esperienza, le valutazioni, le osservazioni di un nonno possono entrare, anzi entrano all'interno della forma educativa, che può essere un aiuto anche nella crescita dei bambini, nella loro poi passaggio anche nell'adolescenza. Ecco, no, questo è molto importante, però c'è un aspetto anche interessante secondo me, perché da questa ricerca che avete fatto emerge che ci sono tanti uomini che fanno i nonni, anche un po' di più rispetto alle donne tra l'altro, e che danno qualcosa in più, non solo un aspetto educativo eccetera. Qui magari possiamo anche vedere insieme ai nostri telespettatori la prima slide di supporto che ci è stata data, perché eccola qua, la vediamo, un campione di 568 nonni, 300 uomini, 52,8%, 268 donne, il 47,2%, e vediamo che i nipoti sono tanti ma non sono tantissimi. L'apporto è anche economico però, che bisogna dire anche concretamente dire, cioè nell'educazione eccetera, poi vedremo anche dei risvolti interessanti, però anche i nonni contribuiscono economicamente, quindi per quello dicevo nonni maschi, perché sappiamo che poi gli uomini hanno una pensione più alta delle donne e quindi, no? Farsi carico dei nipoti, farsi carico nel seguire i bisogni dei nipoti è sicuramente un aiuto importante alla famiglia, non solo educativo come si diceva, ma anche economico, perché
il ricorso ai babysitter sicuramente ha un costo. Molte volte possiamo anche dire anche il ricorso quando gli asili nido, per esempio, hanno un costo che sicuramente incide nella gestione familiare, e molti nonni accettano di tenere i bambini piccoli anche durante il periodo dell'asilo nido. Non nascondiamo anche che l'attuale sistema di asili nido non è adeguatamente sostenuto dalla comunità, e pertanto le famiglie si trovano gravate da costi molte volte considerevoli. Ma allora io le chiedo questo, dopo ci torniamo sopra diverse volte, però viene da sé. Il ruolo dei nonni non è più spontaneo come era una volta, cioè non c'è più la famiglia estesa in senso lato, per cui gioco forza, il figlio vive in famiglia, il nonno c'è, si prende cura del nipote. Adesso è una richiesta che viene fatta implicitamente o esplicitamente ai propri genitori di accudire, di contribuire, di aiutare prendendosi cura dei nipoti. Quindi c'è una formula un po' diversa rispetto a un tempo, no? Quindi non sempre viene anche accolta così bene da una parte e dall'altra. Sì, la ricerca evidenzia che ci sono nonni che hanno svolto 40 e passa anni di attività lavorativa e pertanto hanno l'esigenza di ricavarsi degli spazi avrebbero l'esigenza di riposarsi. Avrebbero questa esigenza, e che molte volte magari in qualche maniera rinunciano del tempo da dedicare a se stessi per dedicarlo ai propri nipoti. Quindi c'è una specie di forzatura? Ecco, possiamo dire che in alcuni casi, difatti, la ricerca evidenzia che sarebbe bello fare i nonni, ma è meno bello fare i babysitter, cioè non fare i trasportatori sostanzialmente dei nipoti da casa all'asilo, da casa a scuola, perché poi fino all'età, una certa età devono essere accompagnati, certo, fare babysitter, fare un'attività che può essere svolta da terzi, ma avere un ruolo un po' più di coinvolgimento. Sì. Ecco, questo è naturalmente sempre, dipende dalla volontà di una persona. La ricerca che noi abbiamo svolto mette in evidenza degli aspetti molte volte sorprendenti. Se sono persone che hanno ritrovato il gusto di vivere seguendo i nonni. Eccolo qua, il coinvolgimento. Il coinvolgimento, il gusto di vivere. 83,4. Ecco, ci sono nonni, abbiamo alcuni casi, qualche volta anche che portano a una considerazione, che aiutano alcuni nonni a sopportare forme anche di malattia presenti all'interno del nucleo familiare, che possono essere elementi, cioè i nipoti sono l'elemento molte volte diciamo per dimenticare anche eventuali situazioni che sono accadute nel proprio nucleo. Ecco, i nipoti per alcune famiglie sono l'elemento che può essere, diciamo, di superamento di alcune fasi difficili della propria esistenza. Molte volte bisogna riconoscere, quando però supera determinate soglie, diventa un aspetto che toglie libertà, e magari c'è una considerazione qualche volta che pone dei limiti. Ecco, io volevo vedere con i nostri telespettatori la slide di prima, perché è molto interessante in quanto fa vedere anche uno spaccato della nostra società. Di quanti nipoti ti occupi? Allora, la maggior parte si occupa di un nipote solo, 43% dello spaccato di un nipote solo, il 34% di due. Se andiamo ad indagare ai nonni, che adesso magari non ci sono più, che a una certa età, in passato si parlava di cifre molto più alte, non erano state fatte delle indagini ufficiali, però veramente si occupavano di tanti nipoti. Poi magari il contraccambio era che i nipoti si occupavano poi di loro, o dei bisnonni, eccetera. Quindi adesso siamo numeri ridotti, e l'impegno, infatti vediamo qua la parte destra di questa indagine, tutti i giorni il 30,4%, periodicamente il 47,3%. Un 30% tutti i giorni non è un numero così alto, segretario, cioè, rispetto sempre a quello che era la famiglia di una volta.
Quindi vuol Certo. dire che qualcosa non collima. Allora, io ho cercato di comprendere, ma anche la mia esperienza diretta mi ha portato così ad alcune considerazioni Certo. che qualche volta possono avere così, diciamo, possono essere anche personali. I genitori oggi, la stragrande maggioranza, quasi totalmente, sono genitori consapevoli, hanno ben presente che il loro ruolo educativo spetta a loro. E che il nonno, e lo vogliono comunque avere, lo vogliono sì, avere. e che lo vogliono avere, lo pretendono, e che il ruolo educativo, beh, io non sono un esperto, però si svolge solo a contatto diretto con con il proprio figlio. E allora, almeno da quello che è un po' anche la mia esperienza, non c'è questa forma, diciamo, di parcheggio, c'è la forma di necessità. Questo sì, Esatto. bisogna riconoscere, perché immaginiamo una società dove gli orari sono una situazione, qualche volta io dico imbarazzante, perché ci sono mamme che lavorano di domenica, tutti i centri commerciali aperti, i turni che possono investire figure maschili e femminili. Immaginiamo di quale, e non è pensabile, pensiamo solo a chi lavora nel settore ospedaliero, nel settore sanitario o nel settore dell'assistenza, l'assistenza agli anziani, tanto che parliamo, no? Ma pensiamo anche soltanto al fattore dell'estate. D'estate poi non ne mesi. parliamo, insomma, ecco. Allora, la considerazione è come fa a conciliare una coppia che fa la grande, diciamo, anche scelta di mettere al mondo dei figli a rendere compatibile con il mantenimento di una vita che è semplicemente dignitosa, perché per pagarsi un mutuo c'è l'esigenza di lavorare in due all'interno del nucleo familiare. Allora capiamo che i nonni non sono, diciamo, una cosa aggiuntiva, diventa una cosa necessaria, e bisogna che riconoscere che dalla ricerca viene evidenziato anche dei figli che senza i nonni il meccanismo sociale avrebbe delle grossissime difficoltà a restare in piedi, anche perché è difficilissimo creare una condizione, diciamo, che può sostituire un nonno con un lavoro di babysitter con orari indefiniti, oppure un sistema pubblico che possa dare una risposta. Effettivamente... Ed è quello l'aspetto, infatti, di criticità, perché il sistema pubblico non riesce a sopperire a un'eventuale assenza di nonni. Oppure, come vediamo anche dalle immagini che sono comparse poco fa, che ci fanno fare una riflessione, al fatto che se il nonno è tanto anziano, una volta entrava nella famiglia, cioè restava nella famiglia, anche adesso viene accolto in famiglia naturalmente, però riceveva più il supporto, no, dal contesto familiare, e deve essere così anche per moltissimi casi, però non può dare un aiuto per i nipoti. Cioè, nei casi tanto anziani, e ci sono perché abbiamo visto il protrarsi in là dell'età, diventa un'incongruenza di sistema, per cui trovi la persona, la classica, la mamma che si deve occupare dei nipoti, dei figli, e a sua volta occuparsi anche dell'anziano, che è del classico genitore che è nonno. C'è qualcosa che proprio per lo slittare dell'età che non collima più, no? Sì, ci rendiamo perfettamente conto. Cioè c'è un sistema che è cambiato, va colto questo? Sì, il sistema è cambiato, non vorrei dire dal giorno alla notte, ma sicuramente la modifica c'è stata in maniera molto, diciamo, è sotto gli occhi di tutti. Ai tempi in cui noi eravamo bambini si viveva all'interno di comunità familiari, usiamo questo termine, no? Dove non erano i nonni che sostenevano, ma erano magari gli zii, erano altre figure, come si vedono oggi anche alcune realtà, diciamo, dove fai parte di una comunità familiare. Oggi bisogna pensare che questa è una sfida che su cui c'è l'esigenza di pensare. Infatti qua vediamo proprio quello che avete sondaggiato voi, valutato voi. Cosa fa il nonno, il ruolo del nonno, no? Accompagno il ritiro da scuola, è una percentuale altissima, abbiamo il 70%, quindi sono attività pratiche indispensabili. Se non c'è il nonno che le fa,
diventa un po' un problema, cioè, Sì. c'è anche chi cucina, una buona percentuale, un 50% cucino, e l'aiuto economico comunque è una percentuale molto molto bassa, mentre dal Sì. pourparlers generale il contributo della pensione gioca un ruolo, insomma, no? Sì, Dal sentiment che si percepisce. il contributo è più diciamo, in quella che è l'azione che evita ai genitori di incontrare delle spese per Quindi un le risparmio di babysitter e così spesa. via. Io guardi, ho modo anche di essere a contatto con alcune fasce di popolazione che non sono, ma che non hanno i nonni. Gli Sì. immigrati, stragrande maggioranza, non hanno qualcuno e creano delle comunità familiari, cioè lo zio, l'amico, il Ma parente. vivono anche nella stessa struttura molte Magari volte? molto vicino, perché effettivamente noi pensiamo a noi che abbiamo una realtà familiare, usiamo il termine tradizionale, ma c'è chi questa realtà familiare non ce l'ha, allora trova soluzioni all'interno, però purtroppo quello che manca completamente o quasi completamente, dopo diremo alcuni casi specifici, è la rete che può essere creata dalla comunità, da quello che può essere la società, ecco, usiamo questo termine. Esatto. L'altra cosa interessante è perché i genitori chiedono aiuto ai nonni. Questa è un'altra domanda che avete fatto, che si avvicina adesso alla criticità che lei vuole tirare fuori. E lo vediamo appunto nella slide, la maggior parte ha risposto servizi con orari incompatibili, quello che lei diceva prima, cioè Sì. la maggior parte ha questi problemi. Dopo c'è la preferenza per i nonni rispetto alla babysitter, anche come un discorso di scelta, però l'aspetto dei servizi costosi, del babysitter che costa troppo, eccetera, ha un ruolo importante. Sì. Non è gratificante per il nonno, messo Sì. in questa comparazione, però voi avete fatto un'analisi oggettiva, abbastanza tecnica, insomma, non togliamo il sentimentalismo, no? Ecco, pensiamo appunto come si toccavano dei casi dove il lavoro dei genitori si svolge con orari non quelli classici dalle 8 a mezzogiorno, Certo. ma che magari ha anche si svolgono durante periodi festivi o turni. Io ho conosciuto situazioni molte volte dove entrambi i genitori erano all'interno di un lavoro turnato e diventava quasi impossibile avere diciamo, la gestione dei propri figli. In questo caso, se non ci fossero stati i nonni, oppure non ci sono i nonni, il sistema sicuramente crea delle grosse difficoltà. Noi siamo perfettamente consapevoli, infatti in qualche maniera avremmo bisogno di una società che tiene conto di chi mette al mondo figli e che fa questa scelta anche che ha dei benefici per la società. Ecco, purtroppo non c'è nulla, perché se noi pensiamo a una specie di babysitteraggio domenicale è quasi improponibile, anche se stanno nascendo delle forme figure, di certo. ludoteca. Ad esempio, io conosco delle realtà dove l'amministrazione comunale ha diciamo, aperto delle ludoteche per bambini sotto i 3 anni, accompagnati dai nonni, nella stragrande maggioranza, e anche dai genitori, che diventano anche momento per far stare insieme i bambini, ma anche i genitori, anche i nonni, perché anche noi abbiamo bisogno di stare insieme agli altri. Certo. E se troviamo dei luoghi di aggregazione è sicuramente un qualcosa che aiuta per una forma di invecchiamento attivo. Bravissimo, infatti volevo ridare questo, che allora da un lato c'è e lo vediamo appunto dalle domande, che qui i nonni coinvolti nella gestione dei nipoti, è faticoso occuparsi con regolarità dei nipoti, il 68,8% dice sì ma lo faccio volentieri, quindi c'è l'impegno, il 4% dice sì, assolutamente faticoso, c'è un impegno, c'è una volontà di farlo, c'è il piacere, c'è l'affettività, c'è tanto, però dall'altro effettivamente una persona che invecchia sempre più con il tempo è in pensione, se non ha altre attività. E il giovane trasmette tanto, stimoli continui, certo. Ti porta a fare un invecchiamento attivo, perché anche il fatto stesso di andarlo a prendere o accompagnare a scuola è un modo per stare attivi. Ci sono pro e contro, questo è da valutare. Però è che quando diventa una costrizione, perché altrimenti il figlio non ce la fa, questo non dovrebbe esserci, dovrebbe essere una scelta spontanea
che aiuta, che uno si consapevolizza che diventa anche per il suo bene, per il bene del figlio, ma anche per se stesso. Forse questo è un passaggio culturale importante. Sì, abbiamo avuto delle belle sorprese dalle risposte del questionario che probabilmente diffonderemo anche. Dove, infatti secondo me dovreste proprio farlo. È chiaro che il ruolo di nonni viene, non dico a esaurirsi, ma sicuramente si affievolisce con la crescita dell'età dei nipoti, no? Sì. E c'è stata una risposta che mi ha lasciato così piacevolmente sorpreso, e questa signora diceva: ho riscoperto il gusto di fare del bene e mi sono messo in gioco per esercitare un'attività di volontariato all'interno di un'associazione. Cioè riscoprire queste cose, dare una lettura a questi momenti che sono sicuramente importanti come un nuovo rilancio per una persona anziana, certo, è veramente una cosa che secondo me porta entusiasmo dentro di sé. È chiaro che se uno intende solo di dire faccio il facchino, faccio l'autista, faccio il tassista, è chiaro che io dico è una forma secondo me riduttiva, svilente, un po' svilente, perché insomma, ecco, e invece se vede nel proprio ruolo una forma che aiuta prima di tutto il nipote, ma aiuta anche se stessi. Quando io lo voglio metterla un po' sul patetico, ma quando un bambino camminando ti chiede perché una foglia cade, allora uno si interroga, ma allora io la risposta che do ha un valore educativo, perché c'è quella cosa che allora vediamo, dipende molto da noi, e io che sono un nonno e cerco di raccogliere più frutti possibili da questa esperienza, mi rendo conto che sono due modi, per così dire banalmente, ecco, di fare i nonni. Chi lo fa passivamente perché lo deve e perché interpreta come una forma di babysitteraggio, perché il babysitter magari la mette davanti alla televisione e allora là cade, cioè, ecco. C'è chi invece la trova un'occasione per svolgere un ruolo educativo. Infatti questo è l'altro aspetto che voi avete analizzato, il riconoscimento della figura, come se c'è o non c'è un riconoscimento. Da parte dei nipoti è interessante, un 68% dice molto, abbastanza un 21%, questo è un po' triste, insomma, perché una volta secondo me i nonni avevano un peso maggiore per quel che riguarda i nipoti. Da parte dei genitori abbiamo molto, un 67,1%, certo, quindi così abbastanza un percentuale molto più basso, un 24%, però dalla società, e questo è l'interessante, non c'è tutto questo riconoscimento effettivo. Perché? Questo secondo me è il nodo cruciale, perché poi quello va a spiegare se può essere compreso come valenza sociale, se questo può spingere le istituzioni a intervenire dove un domani i nonni non potranno farlo oppure no. Questa è l'ultima analisi, che è molto interessante. Questo è l'ultimo quadro. Allora, io sto pensando che il passaggio delle esperienze dai nonni, diciamo dalle persone anziane alle persone più giovani, sia un valore che può aiutare l'insieme delle persone che abbiamo vicino. Non uso il termine società, perché oggi per i figli, per i bambini, per chi cresce, c'è come modello purtroppo solo l'aspetto legato al modello informatico, al modello informativo attraverso forme tecnologiche. Riscoprire il ruolo invece che possono avere le persone anziane, prima di tutto con i propri nipoti, ma anche in termini generali di trasferimento di esperienze, è un bel progetto. Difatti stiamo, anche su questo, siamo impegnati come FNP di fare intanto un libro che cerca di raccogliere le esperienze di nonni che possa essere portato nelle scuole, ma anche, e abbiamo avuto proprio recentemente la richiesta, di scuole che portano i nonni a parlare delle loro esperienze e di come hanno vissuto loro quando erano bambini, insomma, certo, che hanno vissuto la loro infanzia.
Questo può avere valore? Ma pensiamo di sì, perché un po' senza voler invadere campi che non sono miei, però dare a un bambino, diciamo, portare il bambino a vivere esperienze che sono trasferite da persone che lui conosce, da persone con cui ha un'empatia, ha sicuramente un valore anche nella crescita del bambino stesso. Difatti ci sono anche alcune cose molto interessanti che dicono quant'è il legame tra nonno e nipote, per chi ha potuto frequentarsi è molto più alto. Cioè, sì. In pratica noi Si vorremmo, il nostro sogno come nonni è essere punto di riferimento non solo per essere tassisti e babysitter, ma per essere anche diciamo, visti come una forma educativa, una forma che anche quando crescono possono dire nonno ho questo problema, ho questa cosa, ho questo punto di vista, cosa ne pensi tu? E non so, questo non so se sia un sogno, ma se coltiviamo i sogni... Ma lì è una questione anche molto soggettiva, perché se un nonno ha carisma, ha una personalità, ha un certo modo di rapportarsi, certo. È intuitivo, perché con i bambini, i ragazzini bisogna essere anche intuitivi a capire le corde di andare a toccare, si può creare questo rapporto di riferimento. È anche bello avere un riferimento, una figura autorevole. È molto importante, però lì sta anche il ruolo dei nonni. Adesso si impara, si fanno corsi di formazione per tutto, dico fare i corsi di formazione per i nonni per carità è esagerato, però capire come si evolve la società. Noi adesso abbiamo parlato anche in questa trasmissione di fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, di devianze psicologiche dei giovani, di problematiche, di dinamiche che una volta non esistevano, di malattie estremamente diffuse, parliamo dell'anoressia, della bulimia, cioè che i nonni conoscano anche delle problematiche dei più giovani che una volta non esistevano, aiuta a entrare anche a contatto più nel profondo con queste nuove generazioni che sono diverse dal fare i nonni una volta era molto più semplice, cioè da un lato sì, senza dubbio raccontare, io andavo a tagliare la legna perché non c'era legna, c'era la guerra, e questo lo fanno i bisnonni ormai, si spera, e una cosa invece un nonno più giovane che racconta o che insegna perché anche ha capito che il nipote, ha intuito che il nipote potrebbe avere un problema. E andarlo a significare al genitore può essere difficile, però sapersi relazionare potrebbe essere interessante. Questo è un po' così, mi viene anche in mente come provocazione. Certamente, sono completamente d'accordo. Bisogna fare di questa festa, questa ricorrenza, una occasione per una riflessione educativa che secondo me deve essere messa veramente con l'elemento di priorità. Assolutamente. Ivano Cavallì, io la ringrazio tantissimo. Grazie. Cari telespettatori, io vi ringrazio di averci seguito, vi invito a guardare, a trovare questa ricerca nel sito dell'FNP CISL del Veneto, si trova, a fare delle considerazioni perché è molto interessante, può far fare anche delle riflessioni positive e propositive per migliorare il proprio modo di essere nonni, essere nipoti, ma so che magari i nipoti non ci seguono, ma anche genitori. Detto questo io vi lascio, buon proseguimento, rivedete la puntata sul web e noi ci vediamo presto. Grazie, buonanotte.